Salve, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo unboxing firmato Reni J, benvenuti. Oggi oltre all'unboxing volevo farvi vedere un po' anche quelli che sono i miei siti internet, i miei store su Amazon e darvi un po' di informazioni riguardo a questo. Allora, dobbiamo fare l'unboxing di questo pacco. Attenzione, scusate ma c'ho un sacco di applicativi qui aperti sul computer. Allora, dobbiamo fare l'unboxing di questo pacco. Questo pacco ovviamente proviene da Amazon. Ok? Ok. Scrivete nella chat se ci avete domande. Sarà una diretta molto veloce. Sono le 15:52 del 12 febbraio 2021. Siamo in diretta live. Allora, questo pacco si può aprire sia semplicemente tirando via la cordicella da qui, ma anche semplicemente aprendolo da qui. Allora, lo apriamo da qua. Dentro c'è un libro che è di mia figlia, vedete? Su Amazon, oltre ai vinili possono essere acquistati anche libri, come vedete. Infatti prossimamente nel mio sito troverete, diciamo, un po' di pagine dedicate proprio ai libri su Amazon. Ovviamente su Amazon è una biblioteca infinita, E questo è il libro per mia figlia, ok? Bellissimo libro. E vediamo cos'altro esce da questo pacco. E andiamo a questa cosa che mi interessa più a me. Allora, come sapete, chi mi segue già lo sa, io ho iniziato a fare anche delle dirette audio. Non so se lunedì prossimo potrò farla o meno, quasi sempre in vinile, c'ho il vinile, quindi posso farla in vinile con i dischi, e quindi giù ho dovuto mettere la webcam, quella Full HD che usavo qui, e quindi mi sono trovato attualmente con questa webcam con cui mi vedete, che è una webcam mi pare degli anni 2000, è una webcam Logitech Sphere della Logitech, però mi pare che è degli anni 2000, 2002, vecchissima, e quindi ho preso un'altra webcam, tra l'altro come leggete 1080p, quindi Full HD, anche se si legge male, marca UK, ed è tutta sigillata, imballata. Scusate, forse guardate se riesce pure a leggere con questa webcam vecchissima, riesco anche a farvi leggere le etichette. Guardate un po', questo non lo mette a fuoco, vabbè. Comunque la webcam è questa qui, ok? Questa è la webcam e la andiamo ad aprire. Vabbè, non ci resta che sbollarla. Non ho preparato le forbici perché non mi aspettavo che fosse sigillata, quindi sì, ci si riesce lo stesso, ci sono riuscito. Ecco qua. Ovviamente io già ho letto il contenuto della confezione. Quando la andiamo ad aprire c'è, ecco, la apriamo insieme. È pure abbastanza pesante. Allora c'è un manualino, ok, una card, questo mi sa che serve. 24 mesi product warranty, c'è scritto, quindi è garantita 2 anni. E adesso la andiamo a vedere, eccola, eccola qui, cavo USB,
standard, cavo USB, ecco la videocamera. Lì c'è scritto che ha il microfono stereo e a quanto pare così è, perché ci sono qui, queste non sono altoparlanti ma sono microfoni, quindi dovrebbe avere un microfono stereo, un bel cavo lungo e si attacca a qualsiasi superficie, tutta snodata, gira in tutte e si può mettere sul monitor. Ok, va bene, questa non so se la posso attaccare immediatamente, io quasi quasi proverei. Se Windows la riconosce potrei fare subito al volo. Come vedete io ho sempre una femmina di una prolunga, questa è USB 3, si riconosce perché è blu dentro, e noi proviamo subito ad attaccarla. Magari se riesco a configurarla in diretta su OBS, magari. Allora, fatemi provare, va. Faccio una prova in diretta, aggiungo proprio una scena nuova, ci aggiungo dispositivo di cattura video, non so se già l'ha installato. No, lo sta installando, dobbiamo aspettare un attimo. Installazione dispositivo in corso, aspettiamo. Comunque qualcosa sta facendo, qualcosa sta facendo. Non so se ho qualche spettatore, andiamo a vedere sulla dashboard. Sì, c'è qualcuno su Twitch che mi segue. Allora, stiamo aspettando che vengano installati i driver di questa webcam della UK. Ok, guardate. Intanto vi faccio vedere il manualetto, eccolo qui, vediamo un po'. Lì c'era scritto che c'erano i driver pure per Windows 7, eccola, ovviamente non si vede benissimo. Questo è il manualino, specifiche, questo è 2 megapixels, 1080p, supporta pure le altre definizioni. Dovrebbe essere una 30 frame al secondo, ma tanti frame poi glieli si possono dare via software. Queste specifiche cose, ovviamente non c'è in italiano, o sì. Collegare il webcam, sì, cura del prodotto, c'è anche in italiano, dare inizio. Questo ci sta a mettere 6 anni per installarlo, quindi andiamo avanti e continuiamo. Questa è la card metallica di garanzia 24 mesi. Guardate che cosa ti danno, vabbè. Allora, io mentre questa si installa, tanto problemi non ce ne dà, lo lasciamo così mentre si installa, e vi volevo far vedere, appunto, facciamo una transizione, eccoci qua, e questo è il mio sito, che è www.renatodevita.it, che lo vedete anche in descrizione. Ok, questo sito ultimamente ci sto lavorando, diciamo, di nascosto, come si suol dire, in background, e poi metterò tutte le modifiche che ho fatto tutte quante insieme, per aggiungere un sacco di diciamo di novità che ho fatto, e ho fatto un sacco di modifiche a questo sito, ovviamente voi qui, diciamo, per esempio cliccate su vinili e vi compaiono queste tre scelte. Vi faccio vedere invece il sito www.renijstore.it, che è questo. Questo è renijstore.it, che è molto simile a quell'altro. Di qui ho curato parecchio, quindi quel link che avete visto prima arriverà poi qui. Questo è il mondo del vinile. Come sapete, come tutti quelli che mi seguono sanno, io sono un grande appassionato di vinili, e quindi ho voluto catalogare, diciamo così, dividere tutti i vinili, centinaia di vinili in vendita su Amazon, in diverse categorie. La prima categoria, la più grande, è proprio questa, i vinili di musica italiana. Quindi basta cliccarci sopra
e automaticamente il sistema vi porta nella mia lista di vinili che ho selezionato io di musica italiana. Come vedete qui possiamo trovare Litfiba, Eros Ramazzotti, gli 883, Giovanotti, Lorenzo Cherubini, Antonello Venditti, Zucchero, eh, Ligabue, Piero Pelù, possiamo trovare Riccardo Cocciante, tutti cantanti e cantautori italiani, c'è J-Ax con gli Articolo 31, Mina ovviamente, Celentano, Renato Zero, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, ho messo Gianna Nannini, ne mancano tanti, piano piano io li sto aggiungendo piano piano perché sono veramente 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 tanti, come potete vedere, però potete scegliere diciamo tranquillamente già tra questi che sono su Amazon. Li sto aggiungendo piano piano, non ho finito, mi sono fatto la lista per non scordare praticamente a nessuno di tutti i cantanti italiani e cantautori, cantanti e cantautori, per metterli diciamo dentro a quella categoria. Poi c'è la categoria dei vinili speciali, la categoria dei vinili speciali, e qui trovate tutti i vinili in edizione speciale limitata o numerata che sono in vendita su Amazon. Anche questa è una categoria che viene costantemente aggiornata perché ne escono una continuazione di nuovi, e quindi questi sono una piccola selezione. Io piano piano li aggiungerò. Come vedete sono tutte edizioni speciali, cofanetti, vinili colorati in edizione speciale, e niente, e quindi quelli sono. 4 vedete invece tutti i picture disc che piano piano vengono messi su Amazon, me ne mancano qualcuno, ma sono veramente tanti, eh. Questi sono solo picture disc, come vedete, cioè i dischi che hanno un'immagine, diciamo, al loro interno, e quindi quando girano sul piatto, sul giradischi, si vede questa immagine che gira. Sono tutti picture disc di tutti i possibili cantanti, cantautori italiani e stranieri. Qui sono tutti mischiati, come vedete ce ne sono parecchi della Disney Records, colonne sonore dei cartoni animati della Disney, ci sono anche di Renato Zero, Supertramp, c'è proprio tutto, tutto, tutto. Guardate che belli, alcuni sono molto 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 belli da avere, anche magari da appendere. Questo l'ho comprato anch'io, ovviamente. Questi sono i Red Hot Chili Peppers, e quindi qui trovate in questa categoria tutti e soli i picture disc, sono tutti e soli picture disc qua, molto molto belli. Poi torniamo indietro, andiamo a vedere la categoria invece di vinili colorati o trasparenti. Qui troverete tutti quei vinili che vengono dati o con una colorazione o con un motivo, ma non sono picture disc questi, attenzione, viene solo utilizzato un vinile di diverso colore dal nero, qui addirittura hanno utilizzato 3 colori per fare questo qua, e quindi il risultato finale è un vinile o colorato o con delle striature, lavorato, tipo questo, ecco, guardate che bello questo. E quindi possono essere da collezione, possono essere anche trasparenti, quindi che ne so, questo vedete c'è sta un celeste acqua trasparente e un rosa chiaro trasparente, ecco questo è quello che vi dicevo io, striato così. Mm, guardate questo degli Europe, questo è diciamo un lilla chiaro, tra l'altro mi sembra che sia semitrasparente anche questo, ma ce ne sono di molto molto belli, ma veramente, e anche questi sono particolarmente da collezione perché poi hanno una tiritura limitata, in quanto poi verranno riprodotti magari quando viene diciamo esaurita lo stock di quelli trasparenti, vengono ristampati magari in nero. Addirittura i Beatles, guardate che bello questo dei Beatles. E poi i prezzi non sono esagerati, questo è un doppio vinile a 31 euro, come vedete, questo dei Beatles, guardate che bello, molto molto bello. E qua c'è l'elenco dei brani, eccoci qua. E quindi per chi ama i vinili
questo è diciamo un'ottima opportunità. E poi diciamo come ultimo ho aggiunto le compilation su vinile, che molti le hanno un po' dimenticate queste compilation, ma ci sono ancora e si trovano ancora su Amazon. Compilation anni 90, compilation anni 60, compilation rock anni 70, anni 2000, diciamo ci sono ancora anni 80, qui 80 e 90 addirittura, i prezzi non sono altissimi. Siccome io sono un grande amante delle compilation, ne ho tantissime, ho voluto dedicare una categoria proprio a questo tipo di vinili. Quindi queste sono le compilation su vinile, ok? E poi invece i vinili in offerta, questi cambiano una continuazione e quindi cliccando qui troverete diciamo le offerte del giorno, come vedete offerte a tempo, ecco contatto, questo è invece di 25,49 € viene a 19,99 a 20 euro. Questo invece, ecco, invece di 23, 22, diciamo le offerte purtroppo su prezzi così bassi non sono chissà quanti euro in meno. Qui per esempio si risparmiano quasi 10 euro da 46 a 37. Ok? Vi ho così illustrato diciamo questa pagina dedicata al mondo del vinile che è all'interno del mio store di DJ, quindi www.renijstore.it. Andiamo a vedere se riesco a farvi vedere come si vede questa videocamera appena installata, dispositivo di cattura video, gli diamo un nome, vediamo un po' se la vede, Logitech, eccola, sì, la vede benissimo, ok, ok, configura il video, vediamo un po' se posso, sì, 50 Hz va bene, bilanciamento del bianco, hai capito? La vedo un po' scura, come, come videocamera, pensavo fosse più chiara, molto scura, molto molto scura, forse devo aumentare la luminosità, vediamo un po', contrasto, non cambia niente, eh, forse quell'altro era già pure meglio, va bene, vi faccio vedere, vado con la transizione, eccoci qui, questa. Allora, immagino che non mi avete sentito minimamente perché purtroppo l'audio della telecamera non sono stato in grado di farlo funzionare correttamente. Allora, facciamo un'altra volta la transizione con l'altra telecamera.
Allora, adesso mi dovreste sentire perché ci ho messo il microfono. Il microfono. Allora, diciamo che ho fatto delle prove per vedere la focatura, ok? Se... Però questa dovrebbe avere il microfono stereo e non riesco a farlo funzionare perché cioè questa qui, proprietà, allora, cazzarola, fatto, aspettate, ok, così va benissimo, cattura l'audio, oh, mo, ovviamente ce ne sono due, prova, come mi sentite? Penso che si debba sentire molto bene. Adesso mi confermate se si sente bene l'audio della webcam? Questo viene, diciamo, dai due microfoni che sono incorporati nella webcam. Si dovrebbe sentire molto bene. Non penso ci sia più qualcuno che mi sta guardando, immagino. Ah no, c'ho due persone collegate su Facebook e due persone su Twitch. Grazie che mi state vedendo. Tanto sono tutte prove che io faccio in diretta. Testo anche, diciamo, quello che compro. Ecco. Adesso si dovrebbe sentire. Si dovrebbe sentire. È il fatto che va a scatti al computer, purtroppo, che tra l'altro sta facendo altre cose, sta comprimendo un video. Mentre io vado in diretta. Ah, si sente doppio? No, mi pare che io l'ho levati tutti, c'ho soltanto quello della videocamera attivo adesso. Si sente meglio? Secondo me si dovrebbe sentire meglio. Ok, grazie Congi, grazie dell'aiuto. Un'altra cosa che volevo fare prima di salutarci. Allora, niente, vi volevo far vedere un'altra pagina del mio store. Allora, vediamo un po' di fruscio, vabbè, quello è pure le ventole del PC.
con la webcam nuova. Allora, che poi me la dovrò tutta riconfigurare in base alla luce che ho qui, perché io adesso l'ho configurata così al volo tutto in automatico, e invece io poi me la regolo manualmente, per catturare la maggiore luce possibile, che purtroppo non è tanta, e per fare delle dirette un po' più chiare. La vedremo poi quando dovrò fare l'unboxing dei vinili, l'unboosting, c'ho da fare due, no, un unboosting e un unboxing, quindi ce ne avremo per parecchio. In chiusura volevo ricordarvi di seguire il DJ's Got Talent su Twitch, organizzato dal Conte Max, da Dado DJ e dal regista e DJ Congi DJ, Gianfranco Conte, che invito a seguire anche le sue dirette il sabato sera, sempre su Twitch, twitch.tv/congidj. Praticamente ci sono questi due appuntamenti fissi, uno è ogni 15 giorni, quindi è quindicinale, il DJ's Got Talent, e poi ci andiamo a seguire la bellissima musica di Congi DJ, tutto su Twitch. Mi raccomando, non mancate a questi appuntamenti. Detto questo, penso che vi posso anche salutare e dare appuntamento al prossimo unboxing. Vediamo, aggiungo un attimo questo qui. Prova, prova, prova. Mm. Allora, scusami Congi. Allora, immagino che quando ho fatto la transizione dall'altra telecamera a questa, l'audio si è zittito. Quindi stavo dicendo che io in questo momento ho tre telecamere, una è la Quicksphere, una è quella nuova e un'altra la uso solo il microfono. Ora ok, però purtroppo poi c'è pure il microfono quello attaccato alla scheda audio che uso sempre, proprio perché essendo solo un microfono è più facile da mettere dentro alle scene, e quindi mi sa che OBS fa qualche confusione, devo configurare tutto. Tutto è nato ovviamente da quando ho aggiunto questa nuova webcam. Quindi niente, spero si sia sentito, semmai lo ripeto, seguiamo tutti i sabati sera Congi DJ sul suo canale Twitch e seguiamo ogni 15 giorni il DJ's Got Talent, sempre su Twitch, sul canale del DJ's Got Talent, che a breve vedrà sfidarsi diversi DJ. Ok? Detto questo, stavolta vi saluto davvero, anche perché così mi dedico a configurare un po' meglio OBS, per quanto riguarda i microfoni, perché così sono troppi microfoni. Quindi bisogna sceglierne uno, ne selezionerò uno, quello che si sente meglio, con meno fruscio e che arriva più lontano, magari così quando mi allontano mi continuate a sentire, quindi quello più sensibile, con meno fruscio, lo sceglierò e sarà il microfono di default. Poi toglierò definitivamente tutte le altre webcam che ho attaccate al PC, ne lascerò solo una, e quindi c'è un po' da fare, insomma. Contemporaneamente porto avanti questo progetto di tutti questi siti internet,
a cui io vi darò un aggiornamento, diciamo, quando farò parecchie modifiche, ve le illustrerò tranquillamente in diretta. Grazie di avermi seguito, anche se ci sono stati problemi di audio che andava e veniva, purtroppo è il bello della diretta, e ci vediamo la prossima volta. Grazie mille a tutti, un saluto, buon pomeriggio, sono le 16:22 del 12 febbraio 2021. Ok, non riesco a trovare, eccolo questo qui. Arrivederci, grazie.